benvenute e benvenuti a questo appuntamento di Entula Cagliari. Come molti di voi sapranno, Entula è il festival letterario diffuso organizzato dall'associazione Liberos e finanziato dall'assessorato alla cultura della Regione Sardegna, dalla Fondazione Sardegna e dal Comune di Cagliari, tra gli altri, perché la caratteristica di questo festival è proprio quello di cercare di arrivare in tutti gli angoli dell'isola durante tutto l'anno. Oggi abbiamo come ospite Pino Corrias, che ringrazio, presentiamo il suo nuovo romanzo, dal titolo Romanzo Rosso. Ringrazio anche Pippi Vigna che dialogherà con lui e la libreria Miele Amaro che ha il pacchetto dei libri qua fuori. Grazie. Benvenuti a tutti voi, siamo qui per una di quelle occasioni imperdibili, quando c'è un libro di mezzo è sempre un'occasione imperdibile. Però questo libro secondo me è particolarmente interessante e importante. Romanzo Rosso, gli anni del furore del piombo, già lascia capire di che periodo storico parliamo. Un periodo storico abbastanza controverso ancora, perché tutte le luci non si sono accese su quel periodo. Io partirei proprio prima di tutto da alcune considerazioni stilistiche sulla scrittura del libro. Tra l'altro c'è un riferimento a James Ellroy in quarta di copertina, la collana stessa che sembra un'etichetta della Feltrinelli, e Italian Tabloid. Forse qualcuno ricorderà che American Tabloid è uno dei libri tra l'altro più importanti di James Ellroy, e il riferimento è proprio quarta di copertina questo: soltanto una verosimiglianza senza scrupoli è in grado di rimettere tutto in prospettiva. Ecco, parliamo degli anni 70, della stagione del terrorismo. Pino Corrias fa esattamente quello che fa solitamente Ellroy, cioè di prendere delle vicende, dei personaggi, magari non sono proprio quelli, però li inserisce in un contesto che invece è estremamente documentato, è realistico sul piano storico. Questo poi stilisticamente, lo stile di Ellroy è un po' particolare, ci sono delle differenze, però questo è l'elemento principale. Il film è incorniciato da due personaggi che... Hai detto il film. Hai detto il film. Il film. È un lapsus che adesso ha una sua spiegazione. Il libro è un incontro e ci sono incorniciato, la storia del libro è incorniciata da questo incontro tra un padre e un figlio. E ho detto prima questo lapsus un film, perché mentre lo leggevo, quando si legge un libro, soprattutto un libro che, come si dice comunemente, prende, perché questo è un libro che poi vi prende, iniziate a leggerlo e non lo lasciate fino alla fine, avevo l'impressione di vedere un film. Anzi, visto che mi occupo di cinema, vi dico anche che avevo l'impressione di vedere, adesso faccio una metafora un po' ardita, un film girato con un obiettivo, con le riprese fatte con un obiettivo 21 mm. Perché 21 mm? 21 mm, per chi conosce un po' di ottica, è un obiettivo grandangolare, che però molto spesso anche nella storia del cinema è stato utilizzato dai registi proprio per girare l'intero film. Perché? Perché essendo un grandangolo permette di una buona profondità di campo, ma allo stesso tempo non è un obiettivo che nelle inquadrature ravvicinate deforma troppo e quindi riesce a restituire un'immagine precisa dei soggetti inquadrati. Io ho avuto questa impressione di vedere un film girato con un 21 mm, che comporta anche delle scelte di regia, perché usando solo il 21 mm l'inquadratura deve avvicinarsi e allontanarsi, quindi è corrisponde a una regia dinamica, a una regia piena di sorprese, come piena di sorprese questo racconto. Dicevo, un incontro tra un padre e un figlio. Anche questo mi fa pensare a dei film.
Quando si parla degli anni 70, ma soprattutto anche quando si parla del 68, una delle cose che si dice solitamente è il momento in cui i figli si ribellano ai padri. E ci sono due film ambientati in quegli anni, che sono due film dei primi anni 80, uno è La tragedia di un uomo ridicolo, l'altro è Colpire al cuore, il primo di Bertolucci, il secondo di Gianni Amelio, che parlano anche di terrorismo, ma soprattutto sono incentrati nel rapporto padre-figlio, esattamente come il libro di Pino Corrias, che dentro questo incontro tra padre e figlio, poi ci sono dei ritorni nel corso della storia, c'è raccontata la storia di quegli anni, perché è il padre che racconta al figlio che non l'ha mai visto prima, racconta la sua vita. Ti faccio subito una domanda. Leggendo questo libro, che anche per un fatto generazionale chiaramente era facile che mi prendesse e mi interessasse, ho pensato, ma c'è c'è stato in te nel momento, quello che ti ha smosso a scrivere questo libro, il desiderio, non dico di creare l'opera definitiva che racconta quegli anni, ma almeno di spiegarla alle giovani generazioni, perché è difficile far capire cos'erano quegli anni. E veramente sembra che noi veniamo da un altro pianeta quando parliamo di quel tempo, e siccome il libro è pieno di simboli, di rimandi, anche il fatto che è ambientato nel deserto di cileno di Atacama, che sembra è uno dei posti della Terra che più assomigliano, dicono gli scienziati, al territorio di Marte, quindi si incontrano questo padre e figlio quasi in un altro pianeta. Ecco, c'è questo desiderio Assolutamente sì, tanto funziona? Sì. Mi sentite? Sì. Mi sentite? No, allora, intanto grazie, sono molto contento di essere a Cagliari, mio padre era di Cagliari, quindi ho passato un sacco di... Noi stavamo a Milano, però d'estate venivamo qua, a volte a Natale venivamo a Cagliari dai parenti, quindi sono particolarmente contento di essere qui. E mi piace molto la tua notazione sull'obiettivo 21 mm, perché è esattamente quello che io ho pensato avvicinandomi, guardando da lontano quei personaggi della mia storia e però raccontandoli il più possibile da vicino, quindi le due cose, mettendoli a fuoco. In questo corso del tempo noi siamo la nostra storia, noi siamo il tempo che abbiamo vissuto. Io ho vissuto quelle storie, cioè gli anni 70 a Milano. Io sono cresciuto a Milano e ho abitato a Milano fino al 2000, poi mi sono trasferito a Roma per ragioni di lavoro, ma insomma Milano è la mia città, la città che mi appartiene, e certamente ho costruito questa storia. Un padre che si racconti al figlio mi consentiva di raccontarla anche a me quella storia e di avere uno specchio dove raccontarla, e mi serviva, oltre che per ragioni di avventura, perché questo è un personaggio che parte da Milano, poi diventa latitante, va a Parigi, poi va ai Caraibi, poi va in Centro America. Mi serviva un altrove, quindi giustamente un luogo estraneo e distante, perché poi la distanza fa sì che le cose diventino più chiare, e questo vale anche per il valore della scrittura romanzesca e per il taglio che ne dà James Ellroy, e cioè quando lui dice che inventare personaggi e circostanze ti consente di più di dire la verità rispetto al documento, perché i documenti poi li trovi, non li trovi, sono fuorvianti, quando invece paradossalmente inventi una storia, in quella storia, secondo me, secondo quelli che fanno questo, si chiama giornalismo narrativo, provano di più a immedesimarsi nei personaggi e a muoverli
e muovendoli, diciamo, rispetto alle cose che voglio raccontare. Io ho voluto raccontare quegli anni appunto da un punto come da Marte, perché il deserto di Atacama, che sta a nord del Cile, è il posto meno piovoso della Terra, dove ci sono più osservatori spaziali, e a me piaceva molto, perché poi lì c'è una seconda storia che si intreccia con la storia dell'Atacama, perché ci sono gli osservatori, ma ci sono anche le madri dei desaparecidos della dittatura cilena, perché in quel deserto vennero fatti dei campi di concentramento di oppositori al regime di Pinochet, e sono scomparsi alcune migliaia di cileni, e ci sono ancora oggi le madri, le nonne, le figlie di quegli scomparsi che cercano le tracce dei corpi che si sono, come dire, polverizzati in quel deserto, e che cercano la loro memoria tra la polvere della terra, e contemporaneamente di fianco a loro ci sono questi telescopi pazzeschi, che sono i più potenti del mondo, che cercano la nostra storia, la storia dell'umanità e del pianeta Terra, guardando distante nelle stelle, per cui ci sono le donne che cercano per terra tra i sassi dell'Atacama, e ci sono gli astronomi che cercano la nostra storia nei buchi neri, nelle galassie che riescono a vedere, perché lì c'è la minore contaminazione luminosa della Terra, e perché siamo a 4.000, mediamente a 4.000 metri d'altezza. Quindi sì, mi piaceva collocare il mio personaggio in una specie di Marte, tutte le tecnologie che vengono spedite adesso nelle sonde le provano lì sull'Atacama, che vengono spedite su Marte. Questo fa parte della struttura del romanzo, e avevo bisogno di un figlio che andava a conoscere finalmente questo padre disgraziato che se n'è andato in giro per il, che lui non ha mai conosciuto. E tutta la storia, la gran parte della storia, dentro questa cornice, è la storia degli anni 70 in Italia, che è una storia, come ha detto Bepi, che non è stata ancora del tutto illuminata. Abbiamo in tanti provato a raccontarla. Per quel che mi riguarda, non so se questo è il libro della vita, diciamo, però è un libro a cui io tengo particolarmente, perché ne sono emotivamente coinvolto. I personaggi che racconto, che sono simpatici, detestabili, violenti, generosi, bugiardi, come sono, diciamo, tutte le generazioni, sono così. Sono stati però protagonisti di una storia, probabilmente quelle due generazioni che attraversano, diciamo, la fine degli anni 60 e fino alla fine degli anni 70. Sono le ultime generazioni in questo paese che si sono sentite protagoniste del cambiamento e della storia del paese, protagonisti nel senso che i mutamenti sociali, politici, culturali dell'Italia passavano attraverso i corpi e la politica e le organizzazioni dei giovani, delle giovani generazioni. Oggi le giovani generazioni intanto sono diminuite, perché c'è un inverno demografico che sta facendo calare la popolazione italiana sempre di più. Un po' i giovani non esistono in quanto generazione, da lì in poi, negli anni 80 sì, sono stati una generazione che è stata, diciamo, trasformata in consumo, moda, musica, sono diventati dei consumer, ma non sono più stati considerati, forse adesso un po' sta ricominciando questa stagione, dei soggetti politici, perché l'Italia si stava trasformando in quegli anni. C'è stata la più grande trasformazione, che è cominciata con il miracolo economico alla fine degli anni 50, quando l'Italia, che era un paese agricolo, contadino e per metà analfabeta, fa la sua rivoluzione industriale. Mutazioni antropologiche di cui parla Pasolini. La mutazione, arriva la televisione fa l'Italia e gli italiani, insegna la lingua italiana agli italiani,
una gran parte della popolazione che vive nelle campagne e al sud si trasferisce nelle grandi città del nord, e questo naturalmente crea delle fortissime tensioni di inserimento sociale, degli sbandamenti culturali, e c'è il ruolo della politica. C'è la Democrazia Cristiana che regge il paese, lo ha fatto fino all'89, 90, anzi fino, diciamo, a mani pulite. C'è il Partito Comunista, che è il partito comunista più forte dell'Europa occidentale, e c'è naturalmente il mondo che è ancora congelato nelle due guerre, nelle due fazioni uscite dalla seconda guerra mondiale, cioè quindi l'Occidente e l'Oriente divisi da questa che era la cortina di ferro che divideva il mondo in due e in un certo senso anche lo stabilizzava. E lo stato di cose presenti a un certo punto scoppia, e per cui ci sono migliaia di ragazzi, soprattutto quelli che entrano in fabbrica a metà degli anni 70, ma che non condividono più il valore del lavoro a cui veniva attribuito dai padri, che gli operai comunisti politicizzati e fieri del loro lavoro. I figli arrivano in fabbrica o arrivano nei lavori precari, invece molto più insoddisfatti, insofferenti, capaci di insubordinazione, e questa cosa crea uno sbandamento nella società civile, la qualcosa, per complicare tutto, si sovrappone a un'altra, diciamo, fiammata sociale, che è politica sociale, criminale politica e sociale, che è il terrorismo neofascista in Italia. In Italia ci sono stati 3 tentativi di colpo di Stato, nel 63, nel 70 e nel 74, 7 stragi, a partire dalla strage di Piazza Fontana il 12 dicembre 1969 fino al 2 agosto 1980 a Bologna, 7 stragi. E naturalmente c'è stata una torsione del paese e delle sue istituzioni e del suo controllo poliziesco e culturale, che ha fatto sì che quelle contrapposizioni, quelle tensioni, quelle dinamiche che sono state costellate da grandi tragedie, oltre alle stragi, ha determinato in gran parte la nascita del terrorismo di sinistra, delle organizzazioni terroristiche di sinistra, alle quali ha fatto guerra forse più della Democrazia Cristiana il Partito Comunista, perché il Partito Comunista comunque era un partito che aveva un forte senso delle istituzioni, un forte senso dello Stato, la Democrazia Cristiana anche, ma un po' meno, diciamo. E il contributo maggiore alla sconfitta del terrorismo di sinistra in Italia è stato dato anche dall'intervento politico del Partito Comunista e dei sindacati, che hanno fatto una battaglia costante per come dire, prosciugare per isolarlo nelle fabbriche, per isolarlo nelle università, per isolarlo nelle scuole, per isolarlo nei quartieri dove le organizzazioni, prima diciamo extraparlamentari, poi con la deriva che prendono alcune frange di quelle organizzazioni extraparlamentari, stavano creando. C'è stato un livello di violenza e di insubordinazione e anche di insicurezza sociale che è stato fortissimo in quegli anni. Cioè oggi facciamo fatica oggi appunto tutti si allarmano perché 150 ragazzi a Milano assaltano la stazione centrale ai margini di una manifestazione straordinariamente importante e imponente sulla questione del genocidio in corso a Gaza. Però allora c'erano scontri che duravano pomeriggi interi, tutti
i sabati, io mi ricordo, a Milano, a Roma, a Bologna, a Padova, a Napoli, a Cagliari un po' meno, però ci sono stati anche qui, c'è stato. Ora, tutto questo magma, provare a rimetterci la memoria dentro e a far muovere dei personaggi che fossero in grado di ricostruirla e raccontarla, come se facendola venire fuori come un disegno di quegli anni. E questo è stato il mio tentativo, cercando anche di raccontare che quegli anni non sono stati solo questa cosa, ma sono stati anche gli anni dove le conquiste sociali di questo paese sono state maggiori. C'è stato lo statuto dei lavoratori, ci sono stati i contratti, ci sono state le grandi battaglie sindacali per il lavoro in fabbrica, per gli orari, sugli orari di lavoro, e c'è stata la più grande trasformazione culturale e credo l'unica rivoluzione veramente riuscita, che è stata quella femminile e femminista, nel senso che lì è iniziato la presa di coscienza e di consapevolezza, appunto a partire da queste nuove generazioni, del ruolo della donna, della dignità della donna, e che è una rivoluzione, quella femminista, che inizia a metà degli anni 70, che è straordinariamente importante proprio per la cultura del paese, e avviene senza fare morti per strada, che non è, diciamo, un dettaglio trascurabile. Allora, tutto questo io ho provato a raccontarlo in una storia, infatti è diventata una lunga storia, spero appassionante, e adesso mi fermo, se la vado avanti. È appassionante, e penso che, insomma, chi legge il libro converrà su questo, però restando sui personaggi, io ho avuto questa impressione leggendo il libro, che l'autore non empatizzi con nessuno dei personaggi, forse un po' più con Francesca, la donna, la madre poi del figlio di Pietro Villa, Diego, protagonista. È stata una scelta, è venuto naturale, perché i personaggi sono raccontati con estrema cura, e in alcuni casi, pur non avendo frequentato certi ambienti, però mi sembrava di riconoscere dei tipi. Dicevo, ah sì, c'erano proprio questo genere di persone. Però io, non so se giustamente o no, ho percepito un certo, cioè un poco amore per i personaggi. No, poco amore no, però certo sono provato a stare distaccato per non essere troppo coinvolto e essere fuorviato poi cercando di guardarla appunto con l'obiettivo sia in profondità sia anche da una certa distanza. Allora, il protagonista di questa storia si chiama Piero Villa, detto il biondo, il nome di battaglia è il biondo, è un disgraziato simpatico, credo, che vive un po' ai margini dell'università con lavori precari e quant'altro. È un militante di una formazione che c'è stata a Milano, che si chiamava Mucchio Selvaggio, che erano vari militanti di differenti organizzazioni, perché poi naturalmente la sinistra, come oggi ancora, è specializzata nel dividersi e nel litigare tra loro, e quindi anche la sinistra parlamentare era la stessa cosa, persino in forma più paradossale, per cui c'era il movimento studentesco che si picchiava con quelli di avanguardia operaia e quelli di avanguardia operaia che si picchiavano con quelli di lotta comunista, ma sul serio, quelli di lotta continua che invece erano alleati degli anarchici ma erano contro i servizi d'ordine dei sindacati, per esempio. Lotta continua è stata probabilmente l'organizzazione più importante di quegli anni, tra l'altro è stata anche l'incubatrice di una parte consistente del terrorismo. Quando si dissolve, nasce l'area dell'autonomia, che quando si dissolve nel 76 col congresso di Rimini, in cui Adriano Sofri dice: le nostre compagne hanno ragione, noi viviamo nel mito
mito della militanza virile, maschile, quindi sciogliamo l'organizzazione. In realtà non era quella la ragione era che stava nascendo al suo interno Prima Linea, che era, diciamo, che è stata la seconda grande organizzazione terroristica in Italia, che nasceva proprio dall'idea. E Lotta continua a si disperdere in questo pulviscolo che è l'autonomia operaia, un pezzettino di quel pulviscolo che era fatto di tantissime organizzazioni che avevano riunioni, sedi, militanze, riti, amicizie e naturalmente fidanzamenti, che era piena ed era veramente un sottomondo che andava davvero da Padova fino a Napoli, a Palermo. Era un mondo che si incontrava, che si vedeva, che discuteva, e all'ordine del giorno c'era la rivoluzione. Oggi è una cosa rivista, oggi sembra una cosa da matti, ma era assolutamente plausibile, ed è questo l'altro grande, credo, insegnamento che arriva da questo libro, e cioè che discutevamo di cose che oggi sembrano persino inspiegabili, ma la rivoluzione, che nasce da un mito fondativo della nostra storia, perché nasce dalla cosiddetta resistenza tradita, che io me lo ricordo quando avevo 18-19 anni, che leggevamo Senza tregua di Giovanni Pesce, leggevamo i libri di Trotsky e di Lenin sulla rivoluzione permanente. Noi contestavamo ai nostri padri e ai nostri genitori di avere interrotto, diciamo, la ripresa della nostra, di aver interrotto la resistenza dal 43 al 45. L'Italia che è entrata in guerra nella seconda guerra mondiale, accanto ai nazisti e accanto ai tedeschi, sottomessa dal regime fascista, scatena la seconda guerra mondiale, la perde nel 43. Il riscatto della nostra storia da quella guerra e da quei 20 anni in cui l'Italia era diventata fascista, il riscatto avviene in quei 2 anni, il che non vuol dire che la resistenza abbia davvero del tutto liberato l'Italia, perché certamente c'è il contributo degli anglo-americani e dei russi, dei sovietici, che fanno la guerra a Hitler e a Mussolini e a Hirohito, ai giapponesi. Però quei 2 anni di resistenza restituiscono l'onore all'Italia e danno la dignità all'Italia, e diventano, e quella lotta di massa partigiana e quegli ideali nuovi che rifioriscono in Italia vengono poi depositati nella nostra Costituzione, che per l'appunto è una Costituzione repubblicana e antifascista, ed è la ragione per cui questa nostra Costituzione fa sì che oggi, lo dico a ragion veduta, questa destra al potere non riesce a riconoscere e non riesce mai a dirsi. Però non potrebbe essere che proprio questa conclusione, questo completamento della rivoluzione rappresentata dalla resistenza, che non si sia conclusa come quelli che l'abbiamo combattuta auspicavano, anche per responsabilità dei comunisti, perché anche Togliatti li frena. Non è questo che ha determinato il venir meno di quella pacificazione che non si è mai determinata. Certo, perché aveva corso comune questa idea delle giovani generazioni e di una parte dei partigiani che stanno dentro il Partito Comunista, ma che poi usciranno criticando il Partito Comunista come troppo moderato, troppo riformista, troppo acquiescente, diciamo, al potere costituito e quant'altro. E i giovani, una parte dei giovani adesso, senza
dice e decide che quella resistenza interrotta è stato un tradimento e che quindi, tanto è vero che i grandi cortei si aprono quasi sempre in quegli anni con lo striscione nuova resistenza, perché quella storia non è finita nel 45 ma deve riprendere, deve continuare, quindi siamo 15 anni dopo. Questi sono i figli di quelli che l'hanno fatta. C'era poi la netta contrapposizione tra il riformismo del Partito Comunista, che i comunisti venivano visti come nemici da quelli che sostenevano la sinistra rivoluzionaria, quindi c'erano anche poi i fascisti. C'è questa contrapposizione, il tutto in un quadro di... Allora, noi la guerra l'abbiamo persa, noi siamo diventati un protettorato degli americani e gli americani hanno esercitato un potere che arriva fino a oggi, un potere che interdiva l'accesso delle sinistre in un governo di un paese controllato dal blocco occidentale, cioè era impossibile, secondo gli standard di Washington, della CIA, del Pentagono, del Partito Democratico e del Partito Repubblicano americano, che un partito, che una nazione occidentale in una nazione occidentale andasse al governo del Partito Comunista. Questo era proibito. Abbiamo scoperto anni dopo Moro, che c'era anche un'organizzazione, Gladio, che è stata finanziata dagli americani, Stay Behind, che era un'organizzazione che è preposta, a intervenire qualora i comunisti fossero mai per avventura arrivati al governo, e che avrebbe dovuto addirittura scatenare una controrivoluzione. Tenete conto che gli americani negli anni 50 e 60 organizzano una decina di golpe non solo in Europa, in Grecia, ma tutto Sud America, con la teoria che il Sud America è il cortile di casa degli Stati Uniti. Questa è una teoria pubblica e pubblicamente difesa. Loro non consentivano che nessuna forza riformista prendesse il potere in uno Stato del Sud America che loro si attribuivano, il cui dominio si attribuivano. Questo valeva per il Sud America e valeva ancora di più per l'Europa, che si contrapponeva proprio in modo fisico. C'erano il confine, vi ricordate, la cortina di ferro, con l'Est Europa e tutto il blocco sovietico. L'equilibrio delle forze, l'equilibrio nucleare, è quello che ha tenuto in costante tensione, ma anche in costante pace, l'intero pianeta, non tutto il pianeta, naturalmente ci sono state delle guerre, tante, però sempre limitate, hanno tenuto congelato il pianeta per quegli anni. Per tornare a noi, allora questa resistenza tradita fa sì che, anche con il contributo di tanti ex partigiani che partecipano a questa elaborazione teorica, a una certa cultura sociale cattolica. Curcio e Mara Cagol, che sono i fondatori delle Brigate Rosse, vengono dalla militanza cattolica, non sono... Anche Toni Negri, Toni Negri, anche, certo, tanti, Dalmaviva, tanti leader di quella che sarà l'autonomia operaia o addirittura il terrorismo, vengono dalla cultura cattolica. Altri vengono dalla cultura comunista, escono dal Partito Comunista. Per esempio, tutto il gruppo dell'appartamento di Reggio Emilia, il cosiddetto gruppo dell'appartamento, che vuol dire Franceschini, Ognibene e Prospero Gallinari, escono dal Partito Comunista dicendo: voi siete dei traditori della causa rivoluzionaria. Se ne vanno, arrivano a Milano, si mettono con il primo collettivo metropolitano di Renato Curcio e siamo nel 71-72, fondano le Brigate Rosse, che rimangono sotto traccia per tanto, le Brigate Rosse, e si strutturano come avanguardia leninista completamente clandestina,
con documenti falsi, armi, case comprate con nomi falsi, cioè come una struttura clandestina piccola, ma che poi esploderà negli anni successivi. Ora, accanto a il Partito Comunista che è in forte fermento ma anche in crisi al suo interno, la sinistra extraparlamentare che si divide, combatte cose, ma anche ha una forte deriva verso il sovvertimento dello Stato di cose presenti, si diceva, no? La cosiddetta rivoluzione delle aspettative crescenti, che voleva dire noi non accettiamo di vivere una vita di precari, noi non accettiamo di vivere, di sottometterci alla cultura del lavoro, noi il diritto all'ozio, insomma ci sono varie culture che attraversano, che poi alcune arrivano addirittura dall'America, dai paesi anglosassoni, che sono ancora il residuo degli anni 60 della rivoluzione, quella pacifista, la rivoluzione dei fiori, il 68 americano e così via. Da noi invece, in Francia e in Germania, diventa invece la struttura leninista della rivoluzione, del comunismo che diventa percorso al comunismo, come si diceva sempre il slogan di allora. In tutto questo io racconto questa banda di sciamannati simpatici abbastanza, che stanno tra Piazza Santo Stefano, la Statale di Milano, le fabbriche dove loro fanno intervento politico e i locali di Milano, perché Milano è vero che era una città, diciamo, oscurata dagli anni di piombo, ma non è stato così vero, c'era una rete, c'era una costellazione di locali che aprivano alle 8 di sera, che stavano aperti fino alle 3 del mattino, dove c'era questo mondo, che è un mondo da cui poi è nata tanta roba, sono nate le radio libere, è nata la musica, sono nati scrittori, sono nati anche collettivi, diciamo, di autonomia organizzata, e che facevano politica ed erano, o almeno si sentivano protagonisti non solo della storia ma anche della propria città. Lì sono nate le grandi battaglie contro lo spaccio dell'eroina, c'è stato un periodo, c'è stato un momento proprio in cui in Italia è arrivata l'eroina, che ha distrutto e devastato un'intera generazione, è passata proprio come una spada dentro una generazione. Non so se voi gli anziani lo ricorderanno, c'erano i morti sulle panchine nei giardini di Roma, di Milano, di Bologna, di Padova, tanto più in periferia. La lotta all'eroina, perché lotta all'eroina? Intanto perché distruggeva una generazione, in secondo luogo perché erano le formazioni criminali, 'ndrangheta, mafia, che la organizzavano, e c'era il contributo dei fascisti. I fascisti sono sempre stati, i fascisti diciamo clandestini anche loro, con le loro formazioni in aree, sono sempre stati, spessissimo, sono stati collusi con lo spaccio di cocaina e di eroina. Tanto è vero che alcuni dei più famosi all'epoca, fascisti, picchiatori, poi diventati terroristi neri, poi diventati latitanti, alcuni di loro sono morti poi in America Latina in traffici, in questioni di narcotraffico, perché quelli erano, altri sono andati in Spagna, dove hanno anche lì organizzato traffici. Quindi quei movimenti, quello che racconto io, il Mucchio Selvaggio, fa interventi politici nei quartieri di Milano, brucia i bar, fa non le legalizzazioni, ma fa gli agguati, e fa quello che si chiamava l'antifascismo militante. Questa storia, io credo che insomma così non l'ha raccontata dal di dentro, non l'ha raccontata nessuno, io sono contento di averlo fatto. Esatto, mi sembra proprio raccontata dal di dentro in maniera molto, molto precisa, ma non in maniera cronachistica o didascalica, anche se il libro poi, andando così, sfogliando le pagine, costituisce anche
una specie di catalogo della cultura di quegli anni, perché vengono citati libri, vengono citate musiche, canzoni, vengono citati film. Mi sono preso la briga di elencarne, ce n'era un'infinità, che mettendoli in fila si potrebbe dire a qualcuno: vuoi capire quegli anni, se ci fosse qualche giovane interessato a studiare, guardati le citazioni che vengono fatte nel libro. Ci sono anche personaggi e prodotti culturali, chiamiamoli così, che diventano simboli. Per esempio Demetrio Stratos e la sua tragica fine, che di per sé ha rappresentato una sorta di rivoluzione nella musica di quegli anni, una rivoluzione che si conclude tragicamente, quasi una metafora della storia che si stava vivendo in quel periodo. Forse quello che risulta più difficile da far capire a chi non ha vissuto quegli anni era questa idea della rivoluzione, che era qualcosa che si fa difficile, che è difficoltoso oggi riuscire a comprendere. Il Novecento è il secolo delle rivoluzioni, da quella maderista alla rivoluzione sovietica, alla guerra di Spagna, che è una rivoluzione, le brigate internazionali, fino al 68, la rivoluzione mancata del 68, delle rivoluzioni che inducono soprattutto i giovani a pensare che sia ineluttabile la rivoluzione. Io ricordo ragazzino con professori a scuola, erano tutti molto politicizzati, che ci dicevano: vabbè, tanto fra poco c'è la rivoluzione, cioè ce lo davano, se ti arrivava il messaggio dal docente, da quello che ti insegnava l'italiano, la matematica e la storia, ci credevi anche, quindi eri sicuro, perché ricordo la spiegazione anche che veniva data: con la rivoluzione francese la borghesia ha preso il potere, adesso è ora che lo prende il proletariato, quindi la classe operaia soprattutto, più che quella contadina che nei discorsi delle assemblee restava sempre un po' a margine, mentre invece era centrale. Invece era quella cinese, è quella che è accaduta. In Cina è stata quella centrale. Quindi questo libro è anche un catalogo di simboli, ma io direi proprio di elementi culturali di quegli anni, e in questa chiave può essere letto. Però poi, perché? Prima stavo domandando: ma perché poi finisce tutto così rapidamente? Pongo un'altra domanda. Adesso è banale dirlo perché è diventato un luogo comune, la cosiddetta morte delle ideologie, ma le ideologie non possono rinascere, cioè è finito per sempre quel mondo dove c'era della gente che pensava che il mondo si potesse cambiare in meglio, che ci potesse essere una maggiore equità sociale, oppure dobbiamo rinunciarci? No, io credo che nessuno ci rinuncerà mai, credo che sia sempre più difficile, siamo in un mondo esploso, quindi le contraddizioni, le contrapposizioni ci circondano, ci assediano, ci allarmano. Non so se voi avete la mia sensazione, ogni mattina mi aspetto che scoppi una guerra, che ci sia un altro massacro, e sono cose che ci sfuggono, che ci sembrano insormontabili. Dopodiché nasce appunto un movimento come questo di indignazione mondiale contro quello che sta succedendo a Gaza oggi e contro quello che è successo in Ucraina ormai, che sta succedendo da 3 anni. Ognuno poi ha le ragioni, non quelle del genocidio, ma insomma nelle guerre poi le ragioni sono sempre, come è giusto, controverse e bilanciate. Però sì, allora appunto c'era quella generazione lì era ancora convinta che il mondo fosse nelle loro mani e lo si potesse cambiare. Dopodiché, no, giustamente tu dici il catalogo, io ho fatto molta attenzione a recuperare, a citare, perché fanno anche parte della mia formazione, della mia vita. Noi andavamo molto al cinema, leggevamo i libri, metà venivano rubati nelle librerie, ma insomma poi si leggevano tanti libri, si discuteva tantissimo di cose strampalate, però si discuteva tantissimo, si studiava, ci si divertiva. Io spero invece, insomma, di aver messo insieme tutto questo
Amalgama di averne fatto una storia appassionante, appunto, non è un manuale, non è niente di tutto questo, sono dei personaggi in carne e ossa, lui che ha 2 fidanzate per ragioni diverse, lui che come si comporta, la sua scelta, poi alla fine, vabbè, insomma, tanto lo vedrete, di non entrare in clandestinità ma di andarsene e di fare questo lungo viaggio, alla fine del quale decide che vuole rincontrare questo figlio che lui non sapeva che era nato, e che era nato a Berlino da una storia che era rinata a Berlino nei giorni dell'89 che sono stati... Ecco, perché ci sono 2 momenti storici perché che sono i lo giorni più belli della storia. Berlino, la caduta del muro di Berlino, e poi naturalmente il rapimento e l'omicidio di Moro. Questi sono i 2 avvenimenti attorno a cui poi anche la storia del protagonista tutta la finisce storia per svoltare. Poi è una storia anche di amicizia maschile e di amicizia tra uomini e donne, di amicizia tra donne, perché quelli erano dei micromondi, ma erano dei micromondi davvero non autonomi dal resto del mondo, ma autonomi nel senso che erano coesi e si bastavano, per cui tutta la vita quotidiana era condivisa e la vita notturna era condivisa e le aspirazioni, i sogni e anche i deliri erano condivisi. Credo che tutti loro, anche quelli crudeli, anche quelli che poi finiranno malamente, insomma, siano dei personaggi veri, perché io li ho conosciuti e ho cercato di ricostruirli come erano fatti dentro e fuori. Dopodiché ci sono 2 momenti di svolta nella storia che è la nostra storia, e certamente per quello che ci riguarda il 16 marzo del 1978, quando le Brigate Rosse rapiscono Moro, e di colpo, rapendo Moro, le Brigate Rosse rapiscono il movimento, i movimenti, perché li sequestrano, perché a quel punto, tenete conto che Aldo Moro è l'uomo più importante, più potente d'Italia, è l'uomo che sta per firmare quel passaggio decisivo che sarebbe stato il compromesso storico, forse sì, forse no, quella mattina dovevano votarlo, lui viene rapito quella mattina. Questo non è un libro dove vengono né maneggiati né svelati dei misteri. Io non credo a tanti misteri, credo che le Brigate Rosse abbiano fatto il rapimento Moro perché volevano, perché era più semplice, loro volevano rapire Andreotti, solo che Andreotti aveva degli orari e dei percorsi nella città molto più differenti, mentre Moro invece era regolare, aveva a quell'orario il maresciallo Lonardi andava a prenderlo con le 2 macchine di scorta, a quell'ora andavano nella chiesa dove lui pregava, a quell'ora passavano lungo via Fani, dove loro decidono di rapirlo. In quel momento in Italia è come se ci fosse uno svelamento, cioè viene rapito l'uomo più importante politicamente in Italia, che ha tra l'altro dei segreti militari importantissimi che mettono in allarme tutte le cancellerie dell'Occidente, tutte le cancellerie dell'Oriente. Le Brigate Rosse davvero fanno una cosa che era il giorno prima impensabile, la fanno. In quel momento lo Stato decide di liquidarlo, questo benedetto terrorismo e questa violenza diffusa, non solo il terrorismo rosso, il terrorismo nero è sempre stato meno, un po' più tollerato, perché il terrorismo rosso, anche quello, lasciarlo esistere e sgocciolare i suoi sabati di violenza e quant'altro, serviva sempre servito un po' a stabilizzare la richiesta d'ordine, gli appuntamenti elettorali. Questo non voglio parlare di complotti, dico che è così, le cose vengono maneggiate e usate da chi le condivide e anche da chi le usa. I complotti che sono molto, hanno riguardato molti discorsi fatti su quel periodo storico, proprio non sono neanche presi in considerazione, non ricordo dei riferimenti per esempio alla strategia della tensione. No.
è anche proprio se c'è, uno sguardo, poi si ricava tutto dalla lettura complessiva, però lo sguardo, come dicevamo prima, è uno sguardo ravvicinato che secondo me permette di farsi un'idea di quei tempi e di farsela in maniera abbastanza precisa, soprattutto per chi non li ha mai vissuti. Sì. Ora tenete conto, questo è tutto un retroscena che riguarda il libro, naturalmente, no? Ve lo racconto perché è dentro la sostanza di quel libro. Dopo 16 anni, quando rapiscono Moro, diciamo il Ministero degli Interni, gli americani mandano subito un consulente, vi ricordate? Cossiga fa questo comitato di emergenza dove c'è questo signor Pieznich, che è un agente della CIA che viene a sovrintendere, diciamo, le operazioni per recuperare Moro, che poi in realtà è esattamente il contrario, non lo vogliono recuperare, sarà così. Loro fanno la guerra vera alle Brigate Rosse, che non avevano fatto fino a quel momento, perché molti di voi ricorderanno che le Brigate Rosse fanno dei primi rapimenti, il magistrato Sossi, poi ce n'è un altro, Amerio, che è un dirigente della Fiat, rapiscono le persone, li fotografano, poi li rilasciano con dei comunicati, nulla resterà impunito, colpirne uno per educarne 100 e così via. Però siamo ancora, fino all'omicidio Coco, siamo ancora, diciamo, a un terrorismo che esibisce il suo potere ma non fa morti per terra, diciamo. Con Moro cambia tutto, 5 uomini della scorta di Moro vengono uccisi, Moro sparisce e nessuno è in grado di ritrovarlo. A quel punto il Parlamento va nel panico. Quella mattina Almirante ovviamente chiede il ripristino della pena di morte. Almirante è il segretario del Movimento Sociale di allora, quello da cui viene Giorgia Meloni, ma lo chiede anche Ugo La Malfa, che è una persona per benissimo, cosa che dà di matto anche lui, e c'è uno sbandamento in questo paese nei giorni immediatamente successivi al rapimento Moro. Cosa fanno loro? Loro intanto richiamano Carlo Alberto Dalla Chiesa, che nel 76, cioè 2 anni prima, aveva costituito il primo nucleo antiterrorismo in Italia, per dare la caccia a Curcio Franceschini, Maracagol, che avevano fatto dei sequestri di persona a sfondo pecuniario, diciamo, c'è stato i sequestri con dei riscatti notevoli, insomma, che hanno finanziato, con i quali hanno finanziato la nascita delle Brigate Rosse. Dalla Chiesa infiltra un tale che si chiamava Frate Mitra, Massimo Girotto si chiamava, Frate Mitra, che era un prete che era un militante rivoluzionario dell'America, che era stato in America Latina a fare il combattente, che entra nelle Brigate Rosse, fa la spia, diciamo, e a Pinerolo Curcio, Franceschini, Onibene e altri vengono arrestati, diciamo, viene decapitato le Brigate Rosse, siamo nel 76. Dopodiché si abbassa di nuovo tutta la guardia, le Brigate Rosse si ricostituiscono, Curcio evade, Maracagol va nel carcere di Monferrato armata di mitra con altri 4 e fanno scappare Renato Curcio, che torna in latitanza, si ricostituiscono. Nel 78 Moro chiamano di corsa Dalla Chiesa, il quale Dalla Chiesa ricostituisce di corsa il nucleo antiterrorismo. A quel punto però loro sanno che non solo che le Brigate Rosse ormai sono 200 o 300 militanti, è nata prima linea che sono 150-200 militanti, tutti clandestini. Sono nate altre, vabbè, il Ministero degli Interni come sempre fa le cose in grande, ma ne aveva elencati tipo 200 formazioni che firmano un attentato in Italia nel 77-78, che è la nebulosa della lotta armata, 250 sigle che firmano almeno un incendio, un ferimento, una gambizzazione, un omicidio. Però poi nascono le formazioni combattenti comuniste, i NAP a Napoli, i nuclei armati proletari, che sono ancora più a sinistra, diciamo, più rivoluzionari delle Brigate Rosse. Sardegna Barbagia Rossa.
nasce Barbagia Rossa in Sardegna. Tutto questo loro capiscono che lo possono battere, lo possono prosciugando tutta l'area diciamo di copertura di quelle organizzazioni clandestine e di appoggio politico di quelle organizzazioni, e iniziano gli arresti veri, e in questo i miei personaggi sono coinvolti, perché loro non sono né brigatisti né clandestini né niente, sono dei guerriglieri, diciamo, e si chiamano Mucchio Selvaggio, sono una trentina di persone, ma stanno dentro le manifestazioni dove a Milano c'erano manifestazioni di 10, 20, 30.000 persone ogni sabato, in cui c'erano gli scontri, gli assalti, le rivendicazioni e quant'altro. E lì inizia appunto la stagione degli arresti. Vi ricorderete l'anno dopo, il 7 aprile, quando vengono arrestati tutti i leader di Autonomia Operaia a Padova. Viene arrestato Toni Negri viene arrestato con l'accusa di 14 omicidi e di essere il capo delle Brigate Rosse, che era un'assoluta stupidaggine, tutti lo sapevano, ma insomma quello doveva essere lo spettacolo, e così è stato. E Toni Negri, non che fosse innocente, tra virgolette, era coinvolto in tante cose, ma non c'entrava niente con le Brigate Rosse, anzi era un nemico delle Brigate Rosse, diciamo politicamente, e non c'entrava niente con i 14 omicidi, tant'è che poi alla fine di tutto Toni Negri farà qualche anno, farà 16 anni mi pare di latitanza a Parigi, e poi 3 o 4 anni di carcere di Rebibbia in Italia, ma le accuse dai 14 omicidi era sceso a banda armata e a altre accuse, per dire che in quel momento emergenziale serviva a trovare dei colpevoli, e li hanno trovati, e trovando quei colpevoli tutta quell'area di autonomia operaia, di spontaneismo armato e non armato, che era una perturbazione sociale in Italia, viene prosciugato. Ci sono tantissimi arresti e naturalmente tutte queste micro-organizzazioni si inabissano e spariscono. E questo fa parte della mia storia, perché questo biondo, questo Piero Villa, prende e anche lui se ne va a Parigi. Poi da Parigi non si troverà bene e se ne va ai Caraibi, poi ai Caraibi vuole andare a vedere come è fatta una rivoluzione vera, siamo nel 79, e va in Nicaragua, dove partecipa alla rivoluzione di Ortega, che diventa un disastro. Oggi Ortega è più dittatore di Somoza, che lui aveva battuto nel 79. Somoza, che era proprio un dittatore proprio classico americano, sudamericano, che infatti va a morire poi a Miami scappa con un aereo alle 4 del mattino, un aereo carico di figli, le mogli e i lingotti d'oro del Nicaragua, come nel film. E il mio protagonista va dentro la rivoluzione del Nicaragua perché vuole finalmente vederne una. Dopodiché, per tante altre faccende, finisce a Berlino nell'89, perché io davvero credo che sia stato il momento più bello della nostra storia recente, quei giorni dell'89, quando Honecker sbadatamente dice no vabbè, ma il confine tra Berlino Est e Berlino Ovest è aperto, e un minuto dopo ci sono 100.000 tedeschi dell'Est che si prendono i martelli e vanno a buttare giù il muro. È una cosa che è inspiegabile ancora oggi. E Berlino diventa un posto dove per mesi c'è una felicità assoluta. Infatti tutti quelli che l'hanno visto e raccontato pensano che quello sia stato uno dei momenti in cui tutti erano felici. Poi le cose si sono, come le acque del Mar Rosso, si sono richiuse, diciamo, e i guai sono... Ecco, a proposito di questo, la cosa che più mi ha, cioè pensandoci, mi sconvolge è come tutto sia finito in maniera estremamente rapida e sia finito in qualche misura, prima abbiamo nominato Pasolini, un po' in una maniera che Pasolini aveva previsto. Io ricordo sempre che Pasolini diceva il
piano della borghesia, ma forse intendeva più del capitalismo, è quello di far diventare tutta la società una società piccolo borghese. Così è eliminata la lotta di classi, il problema della rivoluzione, dei rivoluzionari non si pone più, che è un po' quello che poi è accaduto. Però ricordo anche il mio stupore in quegli anni di vedere come tutto improvvisamente si era modificato. Nel libro viene citato Terry Robbins, che era un personaggio, una specie di mito delle rivolte nelle università americane. Era venuto in Italia nel 76, credo, alla festa del Re Nudo al Parco Lambro, con questo suo libro, era intitolato Quinto Comandamento, uccidi il padre e la madre, che poi nel giro di poco tempo diventa un broker di Wall Street, cioè da hippie diventano yuppie, ed è una cosa che veramente lascia sconcertati. Io ho un personale ricordo, una volta in aeroporto vedo un politico che credo che fosse un socialista, con il suo portaborse, nel suo portaborse, che era proprio un portaborse nel senso che gli reggeva la borsa e lo seguiva. E riconosco uno che era un volto delle assemblee, uno dei più accaniti di sinistra, e tutto è capitato nel giro di pochissimo tempo. Sì, così. Jerry Rubin aveva scritto: non fidatevi di nessuno che abbia più di 30 anni. Questo era il suo mandato, ma perché davvero c'era una consapevolezza dell'essere giovani e dell'essere rivoluzionari, poi in America è così, ma comunque antagonisti contro lo stato di cose presenti. Invece cosa succede dopo l'89, dopo la fine degli anni 70? In Italia intanto c'è la strage di Bologna, che è un'altra di quelle cesure fortissime, muoiono 85 persone quel 2 agosto, e non siamo venuti adesso a capo un po' di quello che è successo. Però è una trasformazione che riguarda tutto l'Occidente, in cui le giovani generazioni smettono di disturbare, diciamo, e diventano il soggetto del consumismo. Poi quello che diceva Pasolini, ma che è accaduto ovunque, cioè in Italia, in Germania, in Francia, in Inghilterra, quindi diciamo tutte le culture libertarie antagoniste degli anni 60 e degli anni 70 finiscono nei centri commerciali, più o meno, nella moda, e i nuovi miti sono il denaro, il successo e il consumo, che arriva fino a oggi. Cioè noi siamo ossessionati dal consumo, siamo ossessionati dalla crescita economica, e questo è quello che ci spinge, è quello che ci allarma, è quello che ci occupa i pensieri. In quel tempo, senza volerlo mitizzare, non era così, si andava appunto molto al cinema, si faceva molta politica, si sono fatte delle conquiste. Poi c'è stato certamente una quota di sofferenze, di crudeltà e di ingiustizie, come in ogni stagione. Però alla fine, quello che poi alla fine il biondo, incontrando il figlio in quel deserto, e senza convincerlo molto del resto, penso io, prova a spiegare a Nelson, lui si chiama Nelson perché la madre era un'ammiratrice di Nelson Mandela, non la sì, Milagro. non della Milagro. C'è questo aspetto quindi di questa fine improvvisa di tutto. È una fine senza una fine, però, che ancora oggi comunque lascia così un po' perplessi. E c'è un brano nel penultimo capitolo dove a un certo punto lui la racconta questa fine, proprio Piero la racconta al figlio. Se la vogliamo leggere, io la leggerei volentieri, perché da un po' non svela niente. Il libro è pieno di momenti di tensione, di momenti dove il lettore pensa come va a finire questa scena. È scritto con grande mestiere anche da questo punto di vista.
veramente è, come dicevo all'inizio, un libro che prende, fidatevi perché sarà così quando lo leggerete. Ecco, qui è lui, Piero Villa, che parla. Io e tanti come me pensavamo di stare dentro una cosa grande, la rivoluzione imminente. Pensavamo di conoscere i mali del mondo. Eravamo sicuri che il loro rimedio stesse sulle spalle della grande classe operaia che avrebbe spazzato via tutte le ingiustizie e sulle nostre di avanguardia che avevamo il coraggio di aprire la strada con il fuoco. Ma a un certo punto quella cosa grande non c'era più. Avevamo scambiato il tramonto per l'alba, il tramonto della classe operaia per l'alba del loro futuro potere. Non c'era nessuna alba e nessun potere, nessuna rivoluzione. Le fabbriche non venivano ristrutturate dai padroni per contrastare il potere crescente degli operai, come credevamo, ma per accompagnare il loro declino e sostituirli con l'automazione delle macchine, insieme piegarli alla nuova vita di consumatori perenni. Solo che eravamo così a largo nel mare grande dell'ideologia, che tornare a riva era impossibile. Perciò abbiamo continuato a navigare, io più di altri. C'è una scrittrice messicana che ha detto: ripensando alla mia vita ho la sensazione di essere stata sabbia trasportata dal vento. Beh, io quella sensazione non l'ho mai provata. Non sono mai stato sabbia e sono andato quasi sempre esattamente dove volevo. Quest'ultima frase ci chiarisce anche molto della carattere, della psicologia del personaggio, mentre invece tanti altri sono stati sabbia portati dal vento. Quello che resta alla lettura di questo libro è veramente un quadro abbastanza preciso su quello che è stato un'intera epoca, e credo che questo sia un grandissimo merito che bisogna riconoscere all'autore. Io, per ragioni anagrafiche, dicevo, generazionali, sono uno che legge quasi tutto quello che esce su quegli anni. Devo dire che come romanzo questo forse li batti tutti, perché sono d'accordo. E visto che siamo a una presentazione, quindi vi invito a comprare e soprattutto a leggere questo libro e vedrete che ringrazierete Pino Pugliese per averlo scritto. Siccome credo anche che qualcuno voglia porre delle domande, lasciamo spazio al pubblico che ti vuole domandare qualcosa. C'è sempre un attimo di imbarazzo. C'è il momento di gelo, vediamo se... La domanda è questa, ma vabbè, facciamo così. Quali altre opere narrative raccontano quegli anni? Perché io non ne trovo. Trovo un dibattito Pasolini, come ha citato lei, o penso a Moravia. Tornando indietro, forse caro Michele di Natalia Ginzburg, che anticipa, però è lontano. Su quegli anni perché non trovo niente? O comunque sono io o c'è davvero poco? Perché mi sembra che questo bellissimo romanzo vada a riempire in qualche modo un vuoto. Perché? Sì. Ma è la ragione per cui l'ho scritto. No, nel senso, paura non lo so, forse, non lo so, anche il cinema per esempio se ne è occupato poco, è sempre un po' di traverso, sempre con delle storie. Se ne è occupato molti anni dopo, molti anni dopo. Ha raccontato anche il caso Moro, l'ha raccontato, se c'è il film di Ferrara, però sempre molto dopo, quasi ci fosse un po' e poi c'è stata una grande produzione di saggistica, che almeno, come dire, ti dà la sicurezza, tu intervisti, cerchi documenti, leggi, studi, riscrivi, scrivi e riscrivi, e hai sempre, diciamo, gli assi ortogonali fissati dai fatti e ti appoggi a quelli e provi a interpretare quelli. Però il romanzo è veramente un'altra forma di indagine, perché ti dà la possibilità di entrare dentro, almeno provare a entrare dentro la testa di quei personaggi e quindi delle ragioni che hanno mosso quei personaggi, non solo il fatto se erano qui, là, se erano colpevoli, innocenti, collusi o non collusi,
stupidi o in base ai documenti. Io sono stato molto contento, ho ricevuto una mail adesso non posso dire, dal più importante magistrato antiterrorismo in Italia, che mi ha detto, vabbè, senza esagerare, voleva farmi i complimenti perché gli era piaciuto molto il libro e perché non parlava di misteri, non parlava di marziani, diciamo, perché la nostra storia è stata una storia certamente oscura, però insomma corrisponde a quella che abbiamo vissuto, insomma, alla fine i tempi dicono sempre la verità, che quando ci guardiamo alle spalle vediamo che al di là di complotti che magari ci sono anche stati, però alla fine non sono così significativi nel considerare. Ma soprattutto sono indipendenti da noi, diciamo, noi viviamo le nostre vite, le nostre avventure, poi se ci sono i grandi poteri che ci sovrastano, così è. Io penso che questa sia una storia attraverso appunto le peripezie di un gruppo di ragazzi di quegli anni, la nostra storia, la storia che abbiamo vissuto, no? Che poi ci fossero tante interferenze, certamente sì, nessuno Stato, nessuna storia indipendente da questo, insomma. A questi nostri tempi, ai tempi che viviamo oggi, che cosa ci lascia quel periodo? Qual è l'eredità che noi possiamo cogliere nel presente? Al di là di quella che proprio l'eredità che personalmente voi, quelli che hanno attraversato. Credo che l'unica cosa che ci lascia davvero è che la pratica della politica è una buona scelta, diciamo, per riempire di contenuti le nostre vite, per non essere del tutto. Ecco, quella che hai citato e che dice il biondo al figlio: io non sono mai stato sabbia trasportata dal vento, come dice la poetessa cilena, è una rivendicazione. Io sono stato e sono andato dove volevo andare, non sono stato. C'è un sacco di gente, c'è tanta gente che dice io sono una vittima, io sono delle circostanze, delle cose. Io mi ricordo la prima volta che io ho fatto ai tempi la prima intervista a Renato Vallanzasca, che stava ancora nel carcere speciale di Novara e non aveva mai parlato, non aveva mai concesso l'intervista, io stavo alla Stampa e la prima cosa che mi ha detto Vallanzasca mi ha detto che lui non era vittima di nessuno se non di se stesso. E questo adesso i banditi e i brigatisti, tra l'altro, dentro le carceri spesso diciamo sono diventati amici in tante circostanze. E anche i militanti politici dentro le carceri poi hanno fatto proselitismo. Però per dire che quello che ci lasciano quegli anni è forse ripensare e un po' rivalutare l'impegno che c'è stato in quegli anni e l'idea che fosse possibile cambiare e migliorare il paese. Dopodiché è anche vero che io non oso immaginare cosa sarebbe stato il paese in mano alle Brigate Rosse, perché sarebbe stato probabilmente terribile. Però quelle tensioni, quegli scontri hanno contribuito a farci crescere tutti, insomma, per quello che siamo stati e che siamo diventati. Dopodiché è anche vero che il mondo ci è passato sopra come uno schiacciasassi, insomma, e oggi ancora di più, sempre di più, è talmente interconnesso, è talmente indiretto, lo viviamo talmente costantemente in diretta che non sappiamo più da che parte guardare, insomma, perché sopra, sotto, a destra e a sinistra ci arrivano delle notizie, degli sconvolgimenti che addirittura oggi riguardano l'intero pianeta e il suo clima, nonostante quello che dica Donald Trump e altri personaggi di questi tempi. Bene, noi ringraziamo tutti quanti, Pino Corriese, lo ringraziamo. Mazza, mi ha fatto Invito ancora